Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Sant'Agata d'estate a Catania, tutti devoti, tutti, anche ad agosto. Oggi la festa che ricorda il ritorno in città delle reliquie della patrona. L'arcivescovo Renna invita al raccoglimento e alla preghiera, la messa e la processione in diretta su Telecolor. Etna, il richiamo dei turisti tra escursionisti e selfie in alta quota. Le guide naturalistiche dicono c'è un aumento di presenze sul versante nord dopo la flessione del 30% dell'anno scorso. Benzina stangata per gli automobilisti, in autostrada superati i 2 euro al litro, il Codacons annuncia esposti, la Guardia di Finanza effettua oltre 1 migliaio di controlli, quasi 800 le violazioni. Il caro voli diventa una questione europea. Dopo Ryanair, contro il decreto del governo italiano, scende in campo l'associazione delle compagnie Airlines for Europe e intanto il prezzo dei biglietti da e per la Sicilia rimane alto. Incastrati dallo specchietto multimediale. A Catania 2 persone sono state arrestate grazie alle immagini riprese in tempo reale da un dispositivo retrovisore installato su un'autovettura che passava nel momento del tentato omicidio. Migranti in fila per la speranza, ancora sbarchi a Lampedusa e hotspot nuovamente pieno. A Porto Empedocle, nell'Agrigentino, la prefettura organizza i trasferimenti. Ieri sera è arrivata anche la salma di un migrante sulla quale sarà effettuata l'autopsia. Calcio e vigilia di campionato per il Palermo in Serie B, che domani giocherà allo stadio San Nicola contro il Bari. Corini conferma lo stesso 11 sceso in campo a Cagliari per la Coppa Italia. E come sentivamo dai titoli, a Catania oggi la festa che ricorda il ritorno in città delle reliquie della patrona, Sant'Agata. Chiesa stracolma di fedeli fin dal mattino. L'arcivescovo Renna ha invitato i devoti al raccoglimento e alla preghiera. Stasera la messa solenne e la processione. Adelaide Barbagallo. Il popolo di Agata, così confidenzialmente viene chiamata la santa patrona di Catania dai suoi devoti, si è riunito in cattedrale. Sin dal primo mattino chiesa stracolma di gente desiderosa di assistere ai primi momenti della festa che celebra il ritorno a Catania delle reliquie della martire da Costantinopoli. Oggi è l'897° anniversario. Sacco bianco, scuffiette in testa e sventolio di fazzoletti con le immancabili invocazioni nel momento più emozionante, l'apertura della cameretta e ritrovarsi al cospetto del busto reliquiario di Sant'Agata. Tutto si è svolto secondo il tradizionale cerimoniale. Il primo giro di chiave per aprire la porta lo ha dato l'arcivescovo, il secondo il sindaco della città. Per il neocittadino Enrico Trantino è stata la prima volta. Il simbolico saluto ai fedeli e poi il busto è stato posto sul tronetto accanto all'altare maggiore. Dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, adesso si possono anche baciare le reliquie. Baciare la reliquia non è un gesto magico, perché il bacio è segno di amore. E baciamo con amore le reliquie di Sant'Agata e al bacio deve seguire un atto di fede e i primi a baciare le reliquie dopo il tempo della pandemia saranno questi bambini, simbolo dell'innocenza e del futuro della nostra città. La benedizione e l'augurio di vivere bene la giornata di festa. Vi do la mia benedizione, sia giornata di preghiera, di conversione, di vita sacramentale, la confessione e la comunione, ma sia anche una giornata in cui pensiamo ai più poveri. Se vicino a casa nostra c'è una persona sola, anziana, ecco, invitiamola a pranzo oppure portiamo qualcosa. A partire dalle 18:45 Telecolor trasmetterà gli ultimi momenti della giornata, la messa celebrata all'arcivescovo Luigi Renna e la processione del busto reliquiario di Sant'Agata, che da Porta Uzeda passerà per via Dusmet, piazza San Placido, via Vittorio Emanuele per poi rientrare in cattedrale. Appuntamento dunque per i nostri telespettatori è su Telecolor. Potete seguire anche sulla siciliaweb.it. E come avete sentito, ve lo ricordiamo, Telecolor trasmetterà a partire dalle 18:45 la diretta della messa celebrata dall'arcivescovo Luigi Renna e la processione del busto reliquiario di Sant'Agata. Il tutto è disponibile anche sul sito lasiciliaweb.it. E in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Agata, i dirigenti della ferrovia Circumetnea, accogliendo la richiesta del sindaco Trantino, hanno deciso di posticipare la chiusura della metropolitana di Catania alle ore 23.
1,30 €. E cambiamo argomento. Etna, grande attrazione per le guide. C'è un aumento dei turisti sul versante nord del vulcano dopo una flessione del 30% dell'anno scorso. Da quota 2008 vediamo le immagini di questa mattina e i protagonisti di un'escursione in cima all'Etna. Giusy Lazzara. Siamo a quota 2800 metri sul livello del mare a Etna Nord. In questo momento stiamo conducendo i nostri turisti qui nell'area per ammirare l'area sommitale del vulcano in sicurezza e come dicevamo questa mattina anche abbiamo ricevuto un afflusso un po' più importante di turisti rispetto alla scorsa settimana, quindi l'incremento è avvenuto in questo periodo. Dopo lo stop di un giorno per l'eruzione di Ferragosto si torna dunque a salire sul vulcano e si riparte dopo la flessione del 30% di presenze turistiche dell'anno scorso. Nel mese di giugno e luglio abbiamo avuto un forte calo dovuto soprattutto all'inflazione, al caro prezzi e poi anche al fatto che di recente si sono aggiunti problemi all'aeroporto con numerose disdette. Si partiva l'anno scorso con un numero di 30-40 persone, quest'anno per i 2 mesi interi non abbiamo superato le 10-12 unità al giorno, quindi sto parlando per l'escursione in area sommitale. L'Etna comunque resta la meta preferita soprattutto di francesi, olandesi e belgi, fra i più appassionati del vulcano. Rientrato all'allarme dopo l'eruzione e l'emissione di cenere, nella sala operativa dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania l'osservazione è costante. L'attività di degassamento dai crateri della Bocca Nuova e da sud-est segnano un rientro della fase eruttiva. Non si può escludere, dicono però dall'INGV, un'evoluzione dei fenomeni in corso verso un'attività effusiva sommitale. Tutto sull'Etna, si sa, è in continuo divenire da sempre. E dopo le bellissime immagini dell'Etna andiamo alle meno belle notizie che riguardano invece i carburanti che salgono alle stelle e la stangata è servita per i vacanzieri con la benzina che supera i 2 € al litro. Il Codacons annuncia esposti in 104 procure mentre la Guardia di Finanza effettua oltre 1 migliaio di controlli sulla rete nazionale riscontrando, pensate, quasi 800 violazioni. Tonino De Mana. La stangata è servita sulla strada per le vacanze e mentre lo Stato incassa oltre 2 miliardi di euro dal gettito sui carburanti, gli automobilisti incassano un'altra batosta come se non bastassero le tante accise, oboli che si trascinano dal dopoguerra e che tartassano chi si muove su 2 o 4 ruote. Nonostante l'obbligo di esporre ai distributori cartelli con il prezzo medio dei carburanti, i prezzi alla pompa corrono con Assoutenti che segnala aumenti da 14 giorni consecutivi. Spostarsi costa, così l'umore dei vacanzieri non è dei migliori, specie per chi fa lunghi tragitti. Al nord è uguale ragazzi, non cambia assolutamente niente, solo che in autostrada costa un po' di più. Da Milano in Sicilia finora quanto vi è costato? Quanto ci è costato? 2 pieni e mezzo, 300 €. Il pieno è d'obbligo. Da dove venite? Veniamo da Roma. Destinazione? Scala di Turchi, Agrigento. E diciamo così, la strada è bella, però il caro carburanti non ci aiuta. Traffico, poco traffico, questo è sintomo, non lo so, di malessere generale, vuol dire perché i prezzi dei carburanti sono alle stelle, anche se vedo che qua sono più bassi rispetto al nord. In Umbria si attestavano intorno ai 2,24 servito, 2,34. Per risparmiare, oltre al self-service, questo ragazzo ha deciso di restare in Sicilia. La benzina è altissima, come si può vedere, quindi comunque ci godiamo la Sicilia anche se potremmo goderla a prezzi più ragionevoli. Per l'alta volatilità dei prezzi dei carburanti la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sulla rete nazionale. Dal 1 agosto sono stati effettuati 1230 interventi, trovando irregolarità in 325 casi, con la contestazione di quasi 800 violazioni. Ed insorge il Codacons che annuncia una raffica di esposti. Chiediamo alla magistratura di intervenire sui rincari che si registrano in occasione delle partenze degli italiani, aprendo un'indagine tesa a verificare la possibile fattispecie di aggiotaggio. Vogliamo capire quale sia la causa dei repentini aumenti dei listini alla pompa e se vi siano possibili manovre speculative finalizzate ad alzare i prezzi in occasione degli spostamenti dei cittadini. E in tema di stangate, il caro voli e la battaglia che ne è scaturita diventa una questione continentale. L'Associazione Europea delle Compagnie Aeree si è rivolta all'Unione Europea contro il decreto voluto dal governo italiano e intanto il prezzo dei voli da e per la Sicilia continua a restare alto. Marco Carli.
La guerra dei cieli assume contorni europei. Dopo Ryanair, contro il decreto del governo italiano sul caro voli, scende in campo l'Associazione Europea delle Compagnie Aeree, Airline for Europe. Il quadro è noto: da una parte le compagnie che appoggiano la propria tesi sul libero mercato, dall'altra l'Italia che vuole evitare speculazioni. Airline for Europe si rivolge alla Commissione e, lamentando un possibile effetto domino in altri paesi, chiede se il provvedimento non violi il diritto delle compagnie aeree di competere fra di loro fissando prezzi e servizi. Per il Ministero delle Imprese del Made in Italy però le misure annunciate sono pienamente in linea con le direttive europee in materia di tutela dei consumatori. C'è poi la tutela della privacy con l'algoritmo che il Ministero definisce una pratica commerciale distorsiva. Infine l'affondo, il tema fondante è quello delle speculazioni che hanno coinvolto molto da vicino la nostra isola. Il Ministero ha infatti ribadito di essere intervenuto dopo fenomeni speculativi evidenziati dal garante della concorrenza nelle tratte da e verso la Sicilia. Basta tornare al passato, anche quello più recente, per rendersi conto della situazione. Lo ha fatto l'ENAC, che ha appurato come il costo dei biglietti sia cresciuto in modo del tutto anomalo proprio in coincidenza con eventi come il deragliamento del treno merci nei pressi della stazione di Firenze Castello o dell'alluvione in Emilia-Romagna, quando non erano utilizzabili altri mezzi di trasporto. Lo stesso è successo lunedì scorso in Sicilia, quando a causa della cenere è stato chiuso l'aeroporto di Catania con voli per Milano che arrivavano a costare fino a 500 euro o oltre. E la situazione non cambia molto in questi giorni, visto che è periodo di rientro. Se un volo da Fontanarossa a Milano da acquistare nelle prossime 24 ore costa attorno ai 400 euro, i prezzi incominciano a scendere solo a partire dal weekend. Insomma, la guerra dei cieli continua e il costo dei voli, complice il periodo, intanto resta alto per una regione che chiede una continuità territoriale mai attuata. E voltiamo pagina. Incastrati dallo specchietto multimediale. A Catania 2 persone sono state arrestate grazie alle immagini riprese in tempo reale da un dispositivo retrovisore installato su un'autovettura che passava nel momento del tentato omicidio avvenuto l'aprile scorso. Tonino De Mana. Uno scooter con 2 persone a bordo, il passeggero scende e ha una pistola, si sentono esplodere alcuni colpi. È la scena ripresa in video e in audio dallo specchietto multimediale di un'auto che stava transitando a Catania sul corso Indipendenza all'altezza con via La Marmora. Un tentato omicidio avvenuto il 27 aprile scorso, immortalato dalla telecamera e che ha fatto pienamente luce sulla gambizzazione di un 27enne. La vittima, centrata con 2 colpi, è rimasta ferita al ginocchio ed è stata giudicata guaribile in 15 giorni. A sparare, secondo l'accusa, sarebbe stato Giuseppe Concetto Piterà, 32 anni, mentre alla guida dello scooter c'era il 32enne Mario Leonardi. I 2 sono stati arrestati dalla squadra mobile di Catania per tentato omicidio aggravato, porto e detenzione illegale di una pistola con matricola a brasa e ricettazione. Durante le indagini, il 9 maggio scorso, la polizia ha proceduto all'arresto di Leonardi perché trovato in possesso della pistola calibro 7,65 che dagli accertamenti balistici effettuati è risultata quella utilizzata da Piterà. Dopo le formalità di rito, Piterà è stato condotto in carcere. A Leonardi il provvedimento restrittivo è stato notificato in cella dal momento che era già detenuto. E un 33enne è stato arrestato dalla squadra mobile di Ragusa in flagranza di reato per estorsione. L'uomo è stato bloccato dopo aver ricevuto una tangente da un imprenditore al quale aveva chiesto il pizzo di 300 euro a settimana in cambio della protezione. L'operazione di polizia è scattata dopo la denuncia della vittima. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Ancora cronaca in questa seconda parte del nostro telegiornale. Un giovane di 21 anni è morto nella spiaggia di Isola delle Femmine nel Palermitano dopo essersi sentito male mentre faceva il bagno. È successo ieri nel tardo pomeriggio. Soccorso e portato a riva, gli è stato praticato un massaggio cardiaco per 40 minuti, ma non c'è stato nulla da fare. A Erice, nel Trapanese, un uomo di 59 anni è morto stroncato da un malore mentre faceva jogging sul lungomare. Subito soccorso da un medico che passava dalla zona, il 59enne è deceduto prima dell'arrivo del 118. Incolonnati uno dietro l'altro, i migranti aspettano il loro turno per essere trasferiti in altri centri di accoglienza. Scene che si ripetono da giorni a Porto Empedocle, nell'Agrigentino, dopo che l'hotspot di Lampedusa rischia di nuovo il collasso. Davide Sardo. Al porto di Porto Empedocle ieri sera è arrivata anche la salma di un migrante morto in circostanze poco chiare durante uno dei tanti recenti approdi a Lampedusa. La procura di Agrigento ha disposto l'autopsia.
A bordo della nave traghetto Galaxy c'erano anche 586 migranti, non solo maschi, ma tante donne, bambini e minori non accompagnati. Le forze dell'ordine, come mostrano le nostre immagini, hanno creato un corridoio in sicurezza per il trasferimento dei migranti nell'area pre-identificazione che si trova a poche decine di metri dal porto. In fila indiana, uno dietro l'altro, in maniera ordinata, sono entrati nella struttura d'accoglienza dopo aver preso un sacchetto con dentro un panino e dell'acqua. 90 migranti sono stati trasferiti durante la notte in Calabria, altri questa mattina sono partiti alla volta di altre strutture fuori dalla Sicilia. All'alba sono giunti a Porto Empedocle i 135 spostati sempre da Lampedusa. L'area di pre-identificazione sarà svuotata entro questa sera, anche perché sono in arrivo oltre 800 migranti. L'hotspot di Lampedusa, infatti, è di nuovo pieno dopo i recenti sbarchi notturni con l'arrivo di 239 persone. 2 invece gli approdi direttamente sulla terraferma. I carabinieri e i finanzieri hanno bloccato in tutto 48 migranti. Altri 2 tunisini, non appena scesi da un peschereccio fermato per pesca illegale, scortato al porto dalla Guardia di Finanza per il sequestro delle reti, sarebbero fuggiti e rintracciati poco dopo nei pressi del campo di calcio. E nel frattempo è stato convalidato dal GIP di Agrigento i fermi di indiziato di delitto eseguiti dalle Fiamme Gialle di Lampedusa e dai poliziotti della squadra mobile nei confronti di 3 membri dell'equipaggio di una imbarcazione da pesca tunisina accusati di aver consentito l'ingresso irregolare in Italia di 31 cittadini tunisini. E poco fa si è saputo che una motovedetta della Guardia di Finanza ha recuperato il cadavere di un migrante a 6 miglia dall'isolotto di Lampione a Lampedusa. Si tratta di un ivoriano di 56 anni, il corpo senza vita sarebbe rimasto in acqua per almeno una settimana. Ora sarà trasferito nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana e invece, notizia dell'ultima ora, restano in carcere i 6 pirati fermati a Lampedusa su decisione del GIP del Tribunale di Agrigento. Si tratta dell'equipaggio del peschereccio Zora che avrebbe rubato il motore da un barchino di ferro con 49 migranti a bordo, nonché il denaro di cui erano in possesso appunto i migranti. Il GIP ha convalidato anche il sequestro del peschereccio. A Palermo incendio nei laboratori del Centro Nazionale di Ricerca in via Ugo La Malfa, ad andare in fiamme una decina di batterie a ioni di litio che servivano ad alimentare sonde sottomarine per l'osservazione dei fenomeni sismici. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che con l'ausilio di autorespiratori sono entrate nell'edificio per aerare i locali invasi dal fumo, domando così anche il rogo. Cambiamo argomento. Non ancora inaugurato lo spazio sport in Piazza Europa a Catania è terra già di nessuno. Attrezzi, divelti e utilizzati senza collaudo, la segnalazione è arrivata a ditelo al vostro TG. Giusy Lazzara. Piazza Europa, lungomare di Catania, lo spazio sport non è stato ancora inaugurato. I rifiuti comunque sono sotto i muretti, gli attrezzi ginnici, divelti e riposizionati. La segnalazione di una telespettatrice alla nostra chat WhatsApp al 342 74 55005 per la rubrica Ditelo al vostro TG. Camminando a piedi, dice la telespettatrice, vedo il degrado e l'incuria di strade e piazze. Lo spazio sport, aggiunge, è stato realizzato con i fondi PON e costato 600.000 euro. Lo vediamo, scartati gli imballaggi dagli attrezzi per l'attività fisica, sono stati già utilizzati dai cittadini incivili senza autorizzazioni e senza alcun collaudo. Una delle attrezzature, lo vediamo, racconta la telespettatrice, era stata staccata e abbandonata dentro l'area. Poi gli operai della ditta del cantiere hanno rimesso a posto e questa volta assicurato meglio l'attrezzo al terreno. Segni di inciviltà urbana, l'amaro commento della telespettatrice, lontano da quei paesi che queste aree le vivono e le rispettano. E continuate a segnalarci con immagini e filmati le cose che non vanno alla nostra chat WhatsApp al numero 342 74 55005, lo vedete in sovraimpressione, ditelo al vostro TG e noi ce ne occuperemo. Adesso c'è la pubblicità. Ed ecco
Eccoci di rientro dalla pubblicità, parliamo di sport, di calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani sera giocherà allo stadio San Nicola contro il Bari, a Bari naturalmente. Corini confermerà lo stesso 11 che ha giocato a Cagliari in Coppa Italia. Marco Gullà. Finalmente campionato, vigilia per il Palermo che domani sera al San Nicola giocherà contro il Bari per la prima giornata di Serie B. Un anticipo di lusso. I rosanero sono candidati da outsider alla promozione, la società ci sta lavorando. Eugenio Corini sa bene che partire con un risultato positivo darebbe già uno slancio importante. Il modulo è sempre il 4-3-3, con possibilità di cambiare gara in corso, come visto contro il Cagliari. Aurelio è l'unico indisponibile, per il resto l'organico al completo, anche se ancora servono ulteriori rinforzi. C'è la volontà di fare delle cose, le vedrete nei prossimi giorni, non sicuramente prima di Bari, ma la società sta lavorando secondo me nella maniera giusta e come dicevo abbiamo fatto un mercato per alzare il livello della rosa, vogliamo completare questo mercato e di conseguenza ho chiesto determinati giocatori e spero e penso che possano arrivare e sicuramente arriveranno dopo Bari, qui in questo momento va la nostra totale concentrazione contro una squadra, prima appunto dicevo che il Cagliari ha vinto i playoff, dunque è una squadra che è stata competitiva per vincere il campionato e poi è riuscito a vincerlo, il Bari lo è stato altrettanto perché insomma ha perso una finale playoff a 2 minuti dalla fine. In avanti domani al San Nicola si procederà con quello che Corini ritiene il tridente titolare, Insigne è confermato sulla destra, Brunore al centro e Di Mariano a sinistra, Soleri, Mancuso e Valente partono dalla panchina pronti ad aiutare a gara in corso. Per il resto tutto confermato con il doppio regista Stulaz Gomez nel Bari, tridente offensivo formato da Moracchioli, Nasti e Sibilli. È tutto, il telegiornale torna più tardi, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.